Paolo Zanatta, campione regionale qui a Nove, com'è andata allora questa gara? Un commento. Sì, ciao a tutti, sono molto contento, io sono venuto qui oggi perché volevo fare un test di efficienza, infatti non ho guardato tanto i miei compagni di gara perché volevo provare appunto a vedere la mia condizione com'era a 2 settimane dai campionati italiani. Sono molto contento e questa vittoria la dedico al ragazzo che è scomparso pochi giorni fa, che oggi doveva essere qui in gara e la dedico a lui. Questo è sicuramente un bel gesto. La cosa migliore che possiate fare è continuare a correre in suo nome, lo avete fatto quest'oggi. Senti, per gli italiani invece, per Gubbio, che cosa ci possiamo aspettare da te? Sì, per gli italiani di Gubbio io il percorso l'ho già conosciuto l'anno scorso, è un percorso che è simile a quello di oggi e niente, io vado lì per fare il mio e portare un buon risultato anche alla squadra alle Fiamme Oro, che ringrazio sempre per il supporto che mi danno giornalmente. Un taglio di capelli che va via col vento, diremo. Oggi hai corso come una furia, in tema con, con il taglio. Sì, purtroppo, anche se oggi ti dirò, ho guardato il numero e sul pettorale c'era scritto SM35, è per la prima volta che lo vedo e almeno il taglio devo tenerlo moderno. Grazie.